La provincia di Treviso torna ad ospitare il grande ciclismo. Siamo a Col San Martino, sulle colline del Conegliano e Valdobbiadene di OCG, inserite da poco dall'UNESCO nel patrimonio dell'umanità. Alla via del 75esimo trofeo Piva, messo in cantiere anche quest'anno con grandissima dedizione dagli uomini della C Col San Martino, presieduti da Mario De Rosso, ci sono ben 170 atleti in rappresentanza di ben 35 formazioni diverse provenienti da tutte le parti del mondo. Un appuntamento classico, imperdibile questo, riservato agli Under 23, che ha fatto da punto di ritrovo non solo e non tanto per gli appassionati delle due ruote, ma anche e soprattutto per i team e soprattutto per quei corridori che puntano al professionismo. Il meglio del ciclismo Under 23 anche quest'anno è tornato a scorrere sulle strade di Col San Martino per una sfida decisamente impegnativa. Si corre infatti sulla distanza dei 179 km, scanditi dai passaggi sul Gran Premio della Montagna di Combai e poi nel finale 3 scalate alla riva di San Vigilio, un vero e proprio muro di poco più di 1 chilometro che farà da giudice implacabile per i migliori di giornata. Mossiere d'eccezione per dare il via all'edizione 2024 del trofeo Piva, l'assessore allo sport del comune di Farra di Soligo, Manuela Merotto, in compagnia del presidentissimo Mario De Rosso, e a tutte le autorità che hanno voluto presenziare in questa apertura di giornata. Una splendida giornata primaverile baciata dal sole, con temperature già piuttosto miti, e quindi un cambiamento in più rispetto al recente fine settimana pasquale, sempre riservato agli Under 23 con le internazionali del Giro del Belvedere e del Palio del Recioto. Adesso si deve fare i conti anche con le temperature che iniziano a essere consone alla stagione in corso. Pronti via, ritmo subito tambureggiante nei primissimi chilometri, sino a quando a prendere il largo sarà la prima vera fuga di giornata. Tanti gli scatti in questi primi saliscendi, che servono soprattutto per andare ad alzare il ritmo, a scaldare la gamba dei 170 atleti in corsa, e ad evadere è un quartetto, 4 uomini che se ne vanno e che caratterizzeranno tutta la prima parte di gara. Al comando andremo a trovare il messicano José Juan Prieto de Luna della Petrolike, insieme con lui l'italiano Michele Berasi della General Store SGB Fratelli Curia, quindi l'australiano della Lubiana Augusto Santic, Samson Andrew, e il britannico Hamish Armit della Project One. Questi 4 corridori proseguiranno di comune accordo per tutti i primi 100 km di corsa. Il gruppo alle loro spalle sembra sonnecchiare, infatti il ritmo di questa prima parte di corsa non sarà elevatissimo, non si superano i 38 all'ora di media, ma questo non è altro che il segnale della gran battaglia che ci attende per un finale che si preannuncia decisamente infuocato. Intanto nelle nostre immagini vediamo il dorsale 51, Michele Berasi, a scandire il ritmo in testa alla corsa quando ci apprestiamo all'ennesimo passaggio sul Gran Premio della Montagna di Combai, con la volata di Hamish Armit del team Project One, che andrà ad aggiudicarsi anche questo Gran Premio della Montagna. Alle spalle dei 4 battistrada, come anticipato, il plotone sale regolare, un plotone ancora piuttosto numeroso quando siamo a circa 70 km al traguardo, e quindi un trofeo Piva che anche quest'anno, proprio perché al via ai migliori atleti del panorama internazionale, si preannuncia spettacolare sino all'ultimo colpo di pedale, con la direzione corsa affidata a Gianluca Negro e Nicolò Valentini, e soprattutto il coordinamento della giuria affidato a Fabio Rizzetto, l'ispettore di percorso Stefano Pupetti e ovviamente il factotum Daniel Frezza. La C Col San Martino anche quest'anno ha messo in cantiere una prova di altissimo livello, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il livello organizzativo. Una gara davvero pari a quelle che
caratterizzano il calendario professionistico mondiale, nonostante in gara ci siano gli Under 23, un palcoscenico d'eccezione per questi giovani talenti che hanno quindi l'occasione di testarsi sino in fondo su queste strade. Nelle nostre immagini abbiamo visto l'allungo di Hamish Armit, il britannico della Project One, che tenta di andarsene tutto solo quando ormai sulle tracce dei 4 battistrada si stanno portando le prime avvisaglie del gruppo, e quindi quando siamo a 3 giri dal termine cambia la situazione in testa alla corsa, con il gruppo che per qualche chilometro torna compatto, ma non appena si terminerà la discesa di Guia a rilanciare l'azione sarà un'altra coppia targata General Store SGB Fratelli Curia. Si tratta di Giovanni Bortoluzzi, l'atleta di San Daniele del Friuli, e con lui il suo concittadino Filippo D'Aiuto, 2 atleti friulani che tentano di sorprendere i migliori del gruppo quando si va ad affrontare per la prima volta le rampe della riva di San Vigilio. L'abbiamo anticipato, un vero e proprio muro, una cotte di quelle delle Ardenne, un muro delle Fiandre, una riva qui a Col San Martino, dove normalmente si arrampicano i viticoltori per andare a raccogliere il frutto del proprio lavoro. Tentano di fare la differenza i 2 portacolori della General Store SGB Fratelli Curia. Bortoluzzi e D'Aiuto riescono a guadagnare un vantaggio di 1 minuto e 15 secondi sul gruppo, un gruppo che intanto si va assottigliando. Infatti il ritmo è decisamente cambiato rispetto a quello dei primissimi chilometri, si inizia a far sul serio quando siamo ormai a 30 km al traguardo, e a lanciarsi tutto solo all'inseguimento di D'Aiuto e Bortoluzzi è Matteo Scalco della VF Group Bardiani CSF Faisanè. L'atleta ha il secondo anno tra gli Under 23, ma che ha già un contratto da professionista con la formazione della famiglia Reverberi, va a riportarsi tutto solo sulla coppia di testa. Lui che queste strade le conosce benissimo per aver scritto una bellissima impresa tra gli juniores nella Piva Junior Day, facendo più di 30 km in perfetta solitudine, proprio scalando il Combai, e quindi si forma un terzetto al comando della corsa quando siamo ormai all'ultimo passaggio sul Gran Premio della Montagna di Combai. Continua a dettare il ritmo il dorsale 54 di Filippo D'Aiuto, sulla sua ruota Giovanni Bortoluzzi, quindi Matteo Scalco, un terzetto che viaggia con 35 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori, ma il ritmo della coppia della General Store non soddisfa Matteo Scalco, e allora l'atleta vicentino di Sandrigo tenta di rilanciare l'azione proprio là dove si va ad affrontare una delle deviazioni più importanti del percorso, rampe impegnative, queste che conducono all'ultimo passaggio sul Combai. Il pubblico fa il tifo per questi attaccanti ed è Matteo Scalco a dettare il ritmo che mette in difficoltà i portacolori della General Store. Subito dopo lo scollinamento il terzetto torna a ricompattarsi, si scende veloci verso Guia, ma è interessante andare a notare cosa succede alle spalle di questo terzetto, e infatti alle spalle di Scalco, Bortoluzzi e D'Aiuto si scatena Edoardo Zamperini, il portacolori della Trevigiani Energia Pura Marchiol. Suona la carica nel gruppo inseguitore e scala davvero velocissimo il Combai, incollato sulla sua ruota, lo vedete con la maglia della VF Group Bardiani CSF Faisanè, c'è il trevigiano Alessandro Pinarello, fresco vincitore del Palio del Recioto numero 61. Zamperini va a scollinare anche lui sull'ultimo Gran Premio della Montagna di Combai e lo fa con 20 secondi di ritardo dal terzetto di testa. Sulla ruota del ragazzo scaligero della Trevigiani resiste e si forma un drappello di una decina di unità che andrà poi a ricomporsi proprio nei chilometri in discesa verso Guia. Ormai al traguardo manca solo l'ultimo passaggio sulla riva di San Vigilio, un passaggio decisivo a questo punto, e intanto noi con le nostre immagini andiamo a vedere cosa succede in testa alla corsa, perché Giovanni Bortoluzzi della General Store rimane vittima di una foratura e quindi disco verde per gli altri 2 compagni d'avventura, ma di lì a poco, come vi avevamo anticipato poco prima del passaggio nell'abitato di Follo, va a ricompattarsi in testa alla 75esima edizione del Trofeo Piva un drappello di assoluto interesse. Sono 11 gli atleti che compongono questo gruppetto, si tratta di Tommaso Dati della BS Carrera, quindi Noè Melot della VC
ADAC Aix-en-Provence, Filippo D'Aiuto della Generastor SGB Fratelli Coria, Fernando Diego Pescador della GV Erco Shimano, Florian Samuel Kayamini insieme a Pavel Novak della MBH Bank Kolpak Ballan, Ludovico Crescioli del team Technipes, quindi Marco Skretl del Tirol KTM, Edoardo Zamperini della Trevigiana Energia Pura Marchiol, e la coppia della VF Group Bardiani in CSF Faizanè composta da Alessandro Pinarello e Matteo Scalco. Sono questi 11 gli atleti che verosimilmente andranno a giocarsi il tutto per tutto nel 75esimo trofeo Piva, e vedete si apre una nuova fase di studio. Gli atleti, dopo aver spinto sull'acceleratore per diversi chilometri, iniziano a rifiatare, iniziano a studiarsi, a cercare di capire come interpretare questo finale di corsa. Chi non ci pensa due volte però attenzione, perché è Pavel Novak, il ragazzo ceco della MBH Bank Kolpak Ballan, coglie tutti di sorpresa e se ne va tutto solo, innestando il lunghissimo rapporto. Un'azione generosa quella di Pavel Novak della MBH Kolpak Ballan, che riesce a guadagnare chilometro dopo chilometro un secondo alla volta, sino ad avere ben 35 secondi di vantaggio sui più immediati inseguitori quando ci avviciniamo all'ultimo passaggio sulle strade di Col San Martino, che precederà di pochi chilometri l'imbocco della riva di San Vigilio. Siamo già negli ultimi 5 chilometri di gara, il vantaggio di Pavel Novak si fa decisamente interessante perché, come detto, supera i 30 secondi, un Pavel Novak generosissimo in questa fase che spinge a tutta sui pedali, mentre alle sue spalle il drappello degli inseguitori non riesce a riorganizzarsi. Non c'è nessuno che riesce a guidare l'inseguimento, o almeno un inseguimento efficace nei confronti di Pavel Novak. Tutti sperano di tentare la rimonta sulla riva di San Vigilio, ma non è detto che l'ultimo chilometro in salita sarà sufficiente per andare a riprendere un Pavel Novak scatenato. Il portacolori della MBH Bank Kolpak Ballan affronta con un ultimo brivido l'imbocco della riva di San Vigilio, davvero per un soffio non finisce fuori strada, poi innesta il rapporto più agile, si siede sui pedali e tenta di salire del proprio ritmo. Il suo tentativo sarà quello di resistere alla rimonta sino all'ultimo degli inseguitori. Dorsale 94 per Pavel Novak, ormai proiettato sulle rampe più impegnative della riva di San Vigilio. Una novità questa inserita nel 2019 dagli organizzatori della C-Col San Martino per rendere ancora più imprevedibile e spettacolare il finale di corsa, ma soprattutto per aggiungere una difficoltà in più agli atleti in corsa. Si raggiungono pendenze importanti lungo questa riva di San Vigilio, si arriva quasi al 25%, ma Pavel Novak sembra non patire queste pendenze. Si volta, controlla il proprio vantaggio che è ancora rassicurante e ancora spinge sui pedali. Pavel Novak riesce a scollinare in prima posizione sulla riva di San Vigilio. Il suo vantaggio, rilevato da Radio Corsa, è ancora rassicurante, ancora più di 20 secondi per lui. Ormai il trofeo Piva numero 75 è nelle sue mani ed è pronto a volare in Repubblica Ceca. Pavel Novak scende velocissimo ma con grande attenzione dalla riva di San Vigilio, una strada completamente messa in sicurezza dagli organizzatori della C-Col San Martino, che anche in questo frangente hanno fatto davvero un egregio lavoro, ma siamo già negli ultimi 500 metri per andare ad ammirare l'arrivo di Pavel Novak. Fanno festa i dirigenti della MBH Kolpak Ballan per questo primo straordinario successo del 2024, un successo internazionale con Pavel Novak che va a ricevere il 5 dal foltissimo e appassionato pubblico di Col San Martino. Successo dunque per Pavel Novak dell'MBH Kolpak Ballan, che si aggiudica il 75esimo trofeo Piva, completando i 179 km in 4 ore 30 minuti e 26 secondi alla media dei 39 km orari 758. Seconda piazza per Alessandro Pinarello, distanziato di una ventina di secondi, quindi Diego Pescador della GV Erco Shimano. È volata per il quarto posto con Florian Samuel Kayamini, anche lui dell'MBH Kolpak Ballan, che va a precedere il vincitore del Giro del Belvedere Gal Glivar, quindi Edoardo Zamperini, Marco Palomba, Nicolò Arrighetti
e Marco Scretl. 10ª piazza infine per Giovanni Bortoluzzi della General Store SGB Fratelli Curia. È festa grande sul podio e in casa MBH Kolpak Ballan per questo grandissimo successo ottenuto in una delle classiche internazionali più belle del calendario mondiale riservato agli Under 23. Pavel Novak, che splendido assolo, ci pensavi di poterla vincere? Ho pensato oggi ero una gamba buona e anche tutti i ragazzi nella squadra lavorano bene e poi siamo presi la fuga e poi sulla spiata ho attaccato. A chi la dedichiamo questa vittoria? A tutti, tutta la squadra, tutti chi sono al Kolpak. Gianluca Valotti, ti abbiamo visto abbracciarti con Flavio Miozzo all'ultimo chilometro, una vittoria che ci voleva. Sì, per noi, soprattutto per il team, è stata un po' una sofferenza perché va bene, non è che cerchiamo scuse, però è 2 mesi che stiamo cercando questa vittoria. Gli altri ragazzi sono stati talmente sfortunati. Oggi con Flavio avevamo deciso, eravamo partiti motivati perché stanno dimostrando che sui percorsi impegnativi i ragazzi vanno veramente forte. Flavio Miozzo, grande soddisfazione vedere i tuoi ragazzi vincere l'internazionale di Col San Martino. Sì, sapevamo di avere una squadra robusta per oggi perché abbiamo portato i migliori e Novak aveva bisogno di questo risultato per sbloccarsi perché lui andava fortissimo, avevamo in programma di fare questo attacco, dovevamo farlo un po' prima ma è stato venuto fuori dopo, quando è il momento doveva farlo, l'ha fatto e è andata come Una condizione che sta crescendo, quella della tua squadra. Sì, come sapete tutti abbiamo avuto incidenti a non finire, siamo partiti insomma con tante difficoltà, però abbiamo sempre creduto nelle nostre possibilità, abbiamo aspettato perché il ciclismo è fatto così, insomma ci vuole pazienza, stare con i piedi per terra, lavorare bene e poi i risultati arrivano insomma. 75esima edizione del trofeo Piva, Mario De Rosso il presidente. Ci eravamo sentiti all'inizio, adesso si è conclusa in maniera molto bella la competizione, ma vorremmo i pareri del presidente però. Ma direi bene la giornata, bene il pubblico, soprattutto i corridori, si è aperta la bagarre negli ultimi 4 giri, direi una grande competizione, bei corridori, un bel corridore ha vinto questa competizione, davvero ha tenuto nel finale, vuol dire che è in ottima forma. È riuscita così come la pensavi? Beh sì, vedendo la giornata che si prevedeva con le temperature a oltre 25 gradi, sicuramente il pubblico dopo un fine settimana di Pasqua di pioggia, il pubblico ha gradito questa bellissima giornata. Non vorrei che magari qualche corridore abbia sentito il primo calore, però sicuramente stupenda.